Ciao amici, bentornati per questo 80° episodio. Potrete trovare la mappa del mondo attuale nella descrizione. Ho continuato nel mio lavoro di nuova nomina... come si può dire? Rinominazione dei nostri stati coloniali e quelle che erano le Indie occidentali chiamate Nuova Sicilia, che in realtà sarebbe Nuova Sicilia e questa sarebbe la Nuova Sardegna. Infatti ho dato alle province nomi di città delle isole italiane, e ho anche tradotto diverse delle isole minori, perciò Curaçao si chiama ora Sacro Cuore, Giamaica, che ho scoperto nella lingua dei nativi significava primavera, terra della primavera, l'ho chiamata primavera, eccetera, eccetera. Ho tradotto i nomi dei santi con cui erano chiamate queste isole, eccetera. Allora, possiamo procedere. Io ci ho pensato un po'. Non è che insomma, questa colonia portoghese ci rovina la vita. Potremmo anche far pace, tutto sommato, e semmai annetterla in una prossima guerra. Del resto non credo che si farà attendere molto, insomma, una prossima occasione per farli fuori. Quindi pensavo di conquistare questa città. Poi vediamo un po' quanto manca qua. Manca ancora parecchio tempo. E... mm, o altrimenti richiamare di nuovo questo. Non lo so. No, vabbè, dai, scherzavo. Aspettiamo un po' e facciamo anche fuori l'isoletta. Perché perdo tempo su questioni così insignificanti? Ma vediamo quanto ci impiega ad arrivare. Allora, iniziamo a considerare che le nostre paure erano fondate perché effettivamente, questo è un errore, però ci sarà un costo diplomatico, quindi io direi che ci conviene stare ben attenti a quello che facciamo. Allora, purtroppo dovremo calcolarlo noi perché non viene calcolato automaticamente. Allora, mettiamo prima di tutto la Spagna come rivale in modo da avere qualche sconto. Allora, questi dovrebbero essere... Vediamo un po'. Alicante no, Aragona nemmeno. Ci sono le... Questa è portoghese. Penso di sì. Allora, poi vediamo. Asturie no. Queste. Queste qui purtroppo i portoghesi gli abbiamo tolto l'accesso al mare ai portoghesi, quindi non potrebbero espandersi. E direi di a questo punto di annetterle, anche se costa un po'. Beira naturalmente. Connecticut. Allora, vediamo prima di tutto. Questa è la sovraestensione. Io direi di considerare. Io credo che non ci siano problemi di sovraestensione, però vediamo un po'. Mm. Allora, Granada. No, no, non c'è. Gibilterra. Siamo al 102, ma perché mi considera anche queste, quindi siamo assolutamente dentro il limite, va bene. Quindi, oltre a queste, dovremmo vedere le cose minori che ci interessano, cioè le piccole province. Cioè, io direi di iniziare
ad annettere Manhattan, mentre questi qui quanto fanno aumentare? Parecchio, eh? Aspetta. Ah, quelle sottratte... No. Fammi capire. Ah, questa è certo viene annessa direttamente allo Stato coloniale e perciò non causa espansione aggressiva. Mentre queste è 15 ciascuna. Ma quasi quasi non mi annetto proprio tutto. Allora, vediamo un po'. Però non ha neanche molto senso non annettersele, a dire il vero, eh. Abbiamo visto che vabbè, si incavoleranno, però faranno probabilmente una coalizione. Urgawa. Queste non so se annetterle. In effetti magari gli spagnoli potrebbero espandersi in questa zona. Non so se sia buono o cattivo. Più che altro se le annettiamo tutte poi ci odieranno davvero un sacco. E costano anche un sacco. È perché lo stato coloniale non è... Forse potremmo... Sto anche considerando. Potrebbe aver senso magari quelle province d'oltremare non annettercele, ma tenerle e poi tenerle come spagnole e invece conquistare solo la zona europea, diciamo, e per poi annettere queste province sostanzialmente magari come vassallaggio, vassallizziamo la Spagna quando sarà troppo piccola e con essa annettiamo naturalmente anche tutti i suoi possedimenti oltremare senza dover causare tutta questa espansione aggressiva, dato che tra l'altro contano pochissimo nel punteggio di... Cioè non ho grossi vantaggi dal prendermele. Magari ne potrei prendere qualcuna di strategiche, no? Per avere dei passaggi. Ma le altre non è che siano così utili. Magari questa se l'è presa il mio stato coloniale, quindi gliela do. Così evito anche di spendere tutto questo potere diplomatico. Allora, quindi vediamo un po' cosa potrei fare. Mi prendo queste. Quindi sostanzialmente Manhattan. Questa la lascio da parte. Questa per avere un passaggio, magari. Qui a sto punto forse questa sarebbe anche comoda. Mi odiano comunque. Allora, quant'è che cambia? 53 e 40. Cioè cambia di 2 in realtà per ogni. Cioè mi odiano più che altro per le conquiste europee, ho capito. Allora, riproviamo a capire una cosa. Per le conquiste europee quanto mi odiano? Pop, pop. No, Beira. E siamo già a 44. Sostanzialmente non cambia molto, quindi... Sì. Poi volendo, insomma, possiamo prenderci questa e questa e questa. Senza che cambi praticamente nulla. Perché diventa 55. Ma sì, così non dobbiamo più ripetere tutta la conquista. Abbastanza irrisoria. Magari non prendo queste che costano un sacco i punti diplomatici, mentre prendo anche tutto questo. Non è così
problematico, perché alla fine andiamo a 62. Va bene, facciamo finta che vada tutto bene. Qui ci sono queste, ecco. E siamo anche al limite. E questa ce la prendiamo, va bene. Allora, eh, l'isoletta qua insignificante che loro colonizzano. Beh. Sto pensando. Cioè, se loro lo riuscissero a finire, gli svantaggi sono che poi ci tocca convertire la cultura, conquistarla, quindi spendere punti diplomatici, però ci risparmia tempo coi coloni, forse. Forse anche questo. Bah. Potremmo anche... Poi ogni guerra bisogna andare all'altro capo del mondo per battere il Portogallo se gli teniamo le colonie, mentre se gliele togliamo tutte siamo più tranquilli, che così non ci dobbiamo più preoccupare di loro. Anche questo è vero. Tra l'altro se stanno all'altro capo del mondo cosa combineranno? Riusciranno a fare qualcosa da qui? Poi si sparpaglieranno? No. Senti, le facciamo fuori. Allora, e poi chi c'è in guerra? Nessun altro, vabbè. Beh, a sto punto aspettiamo che arrivino le nostre navi dall'altro capo del mondo. È diventata una monarchia amministrativa. Non commerciamo più, non si sa bene perché. Intanto Olanda e Francia si sono alleate. Preferivo essere l'unico alleato della Francia. Possiamo prendere l'idea di ridurre il mantenimento ai mercenari, ma non abbiamo un singolo mercenario, non so quanto possa essere utile. Tutte queste idee sono sostanzialmente inutili tranne il bonus. Non so se ci convenga puntare invece su... Vabbè, siamo avanti nel tempo qua. E quindi... vabbè, prendiamocela. No, no, vabbè, però dovremmo integrare delle province. Allora, Casanova. Io gli direi di fare una pretesa sull'Inghilterra. Che non è più nostra rivale, tra l'altro. Vabbè. Allora, abbiamo fatto fuori un'altra nave qua. Qui questa flotta potremmo anche farla tornare indietro ormai. Allora abbiamo un altro. Ma quindi quella nave portoghese in fuga è quella che ho visto qua, ecco. Si sta andando proprio all'altro capo del mondo, non affonderà naturalmente, siamo solo noi che affondiamo in questo gioco. Allora, cosa ci facciamo? Ma facciamo un'altra pretesa pure qua, non so più che inventarmi. Allora, presto dovremo fare anche nuove pretese su Spagna e Portogallo. Qui i bizantini non scherzano. Allora, dov'è la nostra? Eccola. Guarda. Vai a far fuori gli epiroti. Ok, abbiamo scoperto senza nemmeno essere ancora danneggiati. Qui andiamo di conquista in conquista, basta che non faccia pace separata la Francia, prima che, ecco che di nuovo commerciamo. Abbiamo perso. Ah, qui c'era una nave. Però ci siamo salvati miracolosamente.
Questa sarà una caracca. E vediamo un po' di farle fuori, ste caracche. Ciao, caracca. No, lei... Ma... Siamo riusciti a farci... Naturalmente... Vuoi ancora approdare tu? Gli ottomani avevano una possibilità allo 0,0... Non mi ricordo quanto di essere... Di scoprirci e noi siamo riusciti a farci fregare. Allora, mio Dio, ma state cadendo proprio una dietro l'altra. Allora, vediamo un po' come sta andando qua. Qui inizia un po', ecco. Kilva, hai lasciato la coalizione contro noi. Cavoli. E chi non ti attacca ora? L'Austria ha dichiarato guerra al Palatinato, così anche Genova adesso è in difficoltà perché non ha alleati buoni. Ha il Commonwealth. Non abbiamo più pretese sulla Bessarabia. La Crimea. Dov'è? Noi in effetti parecchie cose dovremmo fare. Allora, comunque dovremmo prima finire la guerra qua. Allora. Stiamo migliorando e facendo un po' troppe cose insieme. Vabbè, iniziamo a finire quella guerra, dai. Burgos. Anche Burgos. Abbiamo ingaggiato gli epiroti. I bizantini non se la cavano molto bene contro noi, evidentemente. Ok. Proviamo l'assalto, non credo che perderemo troppi uomini, infatti. Qui abbiamo la prima fregata della nuova flotta, vediamo un po'. Ok, siamo arrivati. Io direi di non fare nemmeno soste e di andare direttamente dai portoghesi. È arrivato un diplomatico. Allora, vediamo un po' di sistemare i vari stati. Allora, ci sono i Navajo che sono qua. E Pueblo, Pima. Ci dovrebbero essere i Blackfoot anche. Però quelli che abbiamo conquistato sono questi, che possiamo annettere. Ok. Abbiamo preso pure Cordoba. Non resta proprio più niente. Vediamo come sta salendo. No, non sta ancora salendo troppo l'esaurimento di guerra, non si sa bene come. E a sto punto anche voi vi annettiamo, giusto? Perché avete 300 ducati. Beh, ma non... Vabbè, prendiamoceli. Tanto non possiamo passare comunque. Ci prendiamo i ducati. Beh, non lo so. Loro vorrebbero... Ma che la sconfitta? Allora... No, ma meglio annetterli forse. Overestensione. Sto pensando se non diventerà troppo sovraesteso questo. Non so quanto lo sia ora. Però non credo, tutto sommato. Vediamo se sta ancora... Allora...
questi sarebbero ancora da Ottawa. Ah. Ma io avevo letto Ottawa. Non c'era Ottawa da queste parti, no. L'abbiamo già annessa Ottawa. C'era un altro stato che per qualche ragione si chiama... No, non lo so. No, no, no. Ah sì. Tu, infatti, ti chiami Ottawa. Però Ottawa è qua. Mm. Strana sta cosa che... Pensavo di non averla conquistata Ottawa. Vabbè. Allora, questi... Quindi... 300 ducati. Ma guadagniamo 100 ducati al mese, voglio dire. Ci importi 300 ducati? No. Che non ci importa, annettiamoli. Ok. Continuiamo. Qui abbiamo convertito praticamente tutti. Colonizzare. Ecco, guarda che magari c'è una buona missione. Dov'è questa? Salish. Salish. Eccola. Beh, sì. Noi volevamo anche andare a esplorare quella zona. In effetti. E se ci dà un bonus di colonizzazione, perché non farlo? Allora, qui dovremmo aver conquistato... Ah no, non siamo più andati, ok. E qui ci conviene invece sbrigarci più che altro. 30 giorni. Allora, vediamo un po'. Allora, abbiamo un altro diplomatico libero, cioè che è quello che abbiamo appena usato. Potremmo tenerlo buono per fare la pace tra poco. Penso. Quanto ci si metterà ad arrivare? Non si sa. Intanto lo possiamo usare ancora nello stato della chiesa, magari. Da quanto è iniziata? Da 2 anni. Non credo che i francesi facciano pace dopo 2 anni. Grano, naturalmente. Natal, però non pesce. Natal. No, vabbè, dai, prima siamo stati più fortunati. Mi sembrava strano che producessimo avorio, doveva esserci un po' di grano, insomma. Una sorpresa ci voleva. Abbiamo vinto Barcellona, purtroppo non abbiamo più l'effetto della crociata. Accidenti però. Facciamo così. I ribelli teneteveli voi della Catalogna. I ribelli della Catalogna. Allora, però voi andatemi sempre per vie traverse. Allora, wow, il Tibet è diventato una superpotenza, fammi capire. Pare di sì. Va bene. È più grande di Ming. Ok, siamo arrivati. Lo richiamiamo subito. Io quasi quasi. Prendi Gibilterra, wow. Ah, avete buona idea adesso? Allora, qui dobbiamo subito prendere la colonia. Oh, qui c'è una guerra interessante. Vogliono proprio far fuori... Ceylon è questa. Vogliono fare pure
la conquista d'oltremare. Questo impero è davvero grande, però credo che riusciremo a conquistarlo. Però sarà difficile prendere un porto, che è quello di cui avrei bisogno all'inizio. Allora, ecco la nave. Ma quanto impieghiamo? Dicembre, il 22 dicembre. Ah, lo Stato della Chiesa mi chiede l'accesso militare, ecco. Quando ha bisogno noi ci siamo, ma invece lui è sempre pronto a tradirci. Allora, vediamo un po' di selezionare tutte queste navi, sono davvero molte. Le abbiamo prese tutte. Le mandiamo. Dov'è una cosa a Corfù? Va bene. Allora, quanti soldi abbiamo? Troppi. Allora, vabbè, non possono essere troppi forse. Vediamo se questi... magari ho fatto una cavolata a prendere già la provincia. Non ci sono portoghesi in viaggio già per colonizzare qualcosa. Qualcosa di strano, no? Strano. Va bene. Allora vediamo di aspettare il mese e poi fare la pace. Il Tibet se la vede un po' brutta adesso con sta coalizione contro. Abbiamo fatto quasi 30 navi. Interessante. Come va il nostro papato? Ma possiamo di sicuro prenderci anche questo a questo punto? Ok. 29 navi. Se lo sapevo ne facevo uno in più magari. Potremmo unirla al mercantile di Genova, forse? Poi ci dovrebbe essere... ecco questa. La mandiamo qua. Allora, vediamo un po'. Almeria ci siamo presi, che credo sia l'ultima. Esatto, abbiamo conquistato tutto, tranne Maiorca. Allora, vediamo che la Bavaria ha preso una provincia. Vabbè, si è allargata un pochetto. Però Würzburg per fortuna è ancora indipendente, quindi abbiamo 27 principi. In realtà forse mi sono sbagliato, bisogna che siano almeno 26, non 25. Allora, vediamo se tra 3 giorni riusciamo... Ah, ecco, abbiamo preso questa colonia. Io direi che dobbiamo, avendo già 5 colonie, bruciarla questa. Peccato. Vabbè, produce grano, quindi niente peccato. Bruciamo la colonia. E a sto punto voi tornate a casa qua. Se si può chiamare casa questo luogo. E... a sto punto noi facciamo la... no, dimenticato. No! A sto punto però ho fatto una cavolata perché il Portogallo magari spedisce qualche altra colonia. Non è improbabile. Terra incognita. Boh. Vediamo tra un mese se scopriamo qualche tentativo portoghese. Accidenti, mi sono dimenticato che ci serviva un diplomatico in effetti. Ci avevo proprio pensato.
Quindi adesso non abbiamo più naturalmente nessuna crociata in corso. Se andiamo avanti così, saremo i soli nella curia. Mi sa che agli altri passerà la voglia di essere cattolici, ma... Ok, vediamo un po' se hanno davvero iniziato già qualche avventura coloniale. Cioè, nonostante siano morti, occupati, magari sono in fuga effettivamente, quindi dicono meglio scappare. No. Non so, hanno spedito qua dove ci siamo noi, no. Io temo... Allora, qui non si vede, però si dovrebbe vedere anche graficamente se ci fosse qualcosa. Però loro non hanno più probabilmente non possono perché hanno occupato tutto. Cioè, io ho occupato tutto. Magari. Speriamo. Se non hanno spedito altre colonie, cosa magari nel mondo sconosciuto, non si sa. Non cartografato. No. Allora, magari qua, non si sa. No, spara di no. Se non le hanno spedite, queste potrebbero essere le ultime colonie portoghesi che vedremo. Perché, boh. L'unica che potrebbero colonizzare ancora è questa, forse. Che non ci preoccupa per nulla. Comunque, vabbè. Allora, a sto punto facciamo sta... tanto agognata pace, dov'è? Ecco, 96 siamo. Prendiamo quelle colonie, queste. Qui. Potere commerciale. E è tutto, credo. Quanto spenderemo di punti diplomatici non lo so, però immagino più o meno un po' più di 100, 150 saranno. Possiamo fare qualcos'altro? Pare di no. Che alleanze hanno questi? Scozia, ma possono mantenerle, tutto sommato non ci importa. Ok, allora mandiamo la richiesta di pace finalmente. Speravo di mandarla già l'episodio scorso. Ok. Allora, abbiamo perso un sacco di punti, probabilmente erano più 200 che 150. Dovremmo avere più... questo sarebbe bello, ma... come faccio... L'obiettivo sarebbe... avere un trade income, cioè introiti al commercio pari al 60%. Noi abbiamo il 36%. Come facciamo? Cioè, dovremmo trovare un modo per azzerare la produzione. Cioè, che razza di obiettivo è questo? Il compenso è ottimo, ma è assolutamente irrealizzabile. Chiaramente, vabbè. Flotta veneziana. Ci sono ancora le due caracche, che credo siano il nostro... No, beh, c'è ancora qualche altra caracca, quindi le teniamo tanto per fare quantità. E non so quanto sia utile. Dobbiamo... Questo avrebbe bisogno di altri due... interessante. Ma io direi a sto punto... Quella lì è un'armata perfetta se aggiungiamo 2000 uomini, quindi mandiamoci queste altri qua e qui dovremo cercare di reclutare delle altre armate della stessa tempra. Abbiamo aumentato il limite di forze, quindi potremo farlo. Va bene. Vediamo, abbiamo anche costruito quegli edifici che volevamo costruire. Allora. Va bene.
A sto punto chi ci odia? Voi naturalmente ci odiate come la morte. Il Portogallo ancora di più, è infuriato. A dir poco, possiamo comunque migliorare le relazioni. Molto senso tutto ciò. Allora, questi se ne stanno qua. Voi non avrete mai più un impero coloniale. Come potrete mai perdonarmi? Purtroppo non c'è più quel bell'obiettivo di colonizzare. Vabbè. Allora, vediamo di integrare prima di tutto Beira. Guardate, costa 61 punti. Dovrebbero essere 40, ma l'esaurimento di guerra li ha aumentati. Io direi di abbassare di 1 l'esaurimento di guerra. Abbiamo speso 67 e quanto spendiamo qui? 52. Risparmiamo, se lo moltiplichiamo poi per Cadice, no scusa, per Gibilterra. Potremmo anche pensare di farlo un'altra volta. 67, poi andiamo a risparmiare 12 e altri 12. Non so se ne valga la pena. 24, no. Vabbè, adesso... Ok. A posto. Qui abbiamo un'armata non molto sensata. Allora. Queste le mandiamo un po' a Fez, dai. Dove stiamo convertendo, tra l'altro. E adesso dovremmo scegliere il nostro prossimo obiettivo. Io direi come prima cosa recuperare un po' di manodopera. Sì. E dovremmo magari fare più centri di reclutamento qua. Nelle altre province italiane, non fa male. E magari anche... Allora, più 31 ovunque mi dà, quindi... Abbiamo finito i punti militari, ok. In Macedonia, ci sta in Macedonia. Allora, finiti i punti militari, è vero che sono così preziosi? Io adesso me ne andrei poi a esplorare un po' l'America del Nord, sempre con questo Ferdinando Chigi, che purtroppo è un buon ammiraglio, ma non un buon esploratore sostanzialmente, perché... Allora, vediamo quant'è la nostra sovraestensione. Non credo sia affatto alta. 72. Oh, giusto che c'è anche questa. Ci hanno scoperto naturalmente a Londra perché siamo sempre fortunatissimi. Va bene. Allora, il nostro diplomatico io lo manderei... Possiamo offrire un'alleanza persino. A Savoia invece che chi ha? C'è il rischio che venga addirittura in aiuto la Francia. Io direi che Genova è prioritaria rispetto a Savoia, se no ci sono gli ottomani che hanno Tripoli e la Persia che non è che possano fare molto. Potremmo anche puntare sugli ottomani. Tripoli la vassalizzerei a quel punto. Vediamo un po' qua. Non hanno ancora... Non sono stati ancora stroncati del tutto, stranamente, i Mamelucchi, però il Cairo è già occupata. Allora, questi io li mandavo a Genova. Penso sia conveniente, poi... Genova, eccola. Ci sarebbe anche Siviglia. Non ho una flotta di Siviglia. Genovese, Caraibica, Bisanzio, Ragusa, Venezia, insomma non ho Genova.
No, c'è Genova però, non ho Siviglia. Beh, potremmo mandarlo a sto punto a Siviglia, dato che abbiamo un mercante. Quant'è che si commercia qui? Non meno che a Genova. Oppure potrei dividerla un po'. No, vabbè. Mandiamola a Siviglia, dai. Siviglia. Vediamo se la individuiamo. Siviglia, ecco che è portoghese. Gliela strappiamo. Allora, io direi che dovremmo procedere abbastanza rapidamente ora. Allora, miglioriamo un po' col Portogallo le relazioni, magari. Quante che sono migliorate? 42 già. Palatinato. Vediamo un po' quanto ci odia barra ama lo Stato e la Chiesa. Ci odia più che altro. Loro noi abbiamo il loro accesso. Ah no, questa è l'opinione che hanno loro di noi. Invece noi li odiamo perché hanno rotto l'alleanza, naturalmente. Va bene. Allora, questa è una ottima armata. Vediamo un po' di... No, facciamo passare i mesi, giusto? Perché non abbiamo manodopera. Piccolo particolare. Il Portogallo è entrato in coalizione. Qui abbiamo fin troppa cavalleria. Giusto? Dovremmo aver solo 4.000. Vediamo se c'è ancora. Sì. Ma non muori mai, però. Oi. Non provate a rubarmi i cardinali. Sono tutti miei. Ok. Prendiamoci sta decisione a sto punto. Così non ci pensiamo più. Non avremo più casus belli per l'insulto, non ci importa per nulla. Ok. Lo Stato della Chiesa rischia di scomparire. Ansa. Wow! È morto e abbiamo un Gonzaga. E non lo sapevamo nemmeno. Cavoli, 19 anni e non è eredi. L'avrà l'erede. Perché se morisse ora, invece, non sono in guerra, vero? È andata bene. Un altro finalmente. Un'altra nazione governata dalla nostra stessa dinastia. Come si chiama questo? Ernst Gonzaga, va bene. Se morisse ci sarebbe una guerra di successione tra noi e la Spagna. Chi vincerà? Chi lo sa? Non sarebbe facile prevederlo, eh? Assolutamente difficile. Credo che abbiamo ridotto fortemente i nostri introiti. Beh, fortemente, insomma. Colonizzare, ecco che c'è ancora. Global set è molto buono questo obiettivo. Quindi lo prendiamo. Dov'è un colonizzatore? Vogliamo... Allora, quando finisce questa, magari? No, anche prima, magari. Questo è arrivato? Sì. Abbiamo queste 3 colonie e poi ne abbiamo altre 2, quella là che sarà un po' ancora piccola, esatto. E questa che è minuscola. Per prima di colonizzare dovremmo in teoria finire questa. Vabbè, finiamola. Però credo che possa invece essere anche utile. No. Quanto ci si impiega a finirla però? Un anno?
No, ci si impiega di meno, dai. Finiamo. Allora, Genova. Stai pronta, Genova? Guadagniamo 2000 uomini al mese, guarda, possiamo fare un po' di tutto. Io direi di... Abbiamo fabbricato le pretese su Smirne. Allora, pensavo di continuare qua. Ecco, dobbiamo fare questi. Poi sarà un po' costoso in termini di punti. Ok, qui li abbiamo già fatti, qui dovremo farli ancora. Io direi quindi di iniziare a reclutare per queste armate. Tipo per questa, per fare l'armata perfetta, ci mancano 9000 fanti e 2000 artiglieri. Va bene. Quindi abbiamo detto 9000. Iniziamo a farle, queste unità. In campagna perché ci si impiega di meno? No, in teoria qui non si possono ancora fare perché sì. Però ci si impiega di meno, per qualche ragione ignota. Non si sa. Vabbè. Diciamogli pure di farne allora 3 per provincia. E poi 2000 artiglieri li facciamo magari qua. Va bene. Poi faremo lo stesso per questo. Quante unità possiamo avere? Non moltissime in realtà. Comunque, considerando la sovraestensione, siamo ricchissimi con... Guadagniamo 75 con la sovraestensione molto elevata, quindi... Allora, vediamo un po' come sta andando qua. Fra 90 giorni arriva. Allora, abbiamo il diplomatico. Abbiamo fabbricato le pretese di cui avevamo bisogno. Qui, cavoli, va benissimo. E... facciamo altre pretese. Iniziamo. Vogliamo proprio distruggere il Portogallo? Non lo so. Allora. Ma sì. Facciamo il Portogallo prima. Qui siamo un po' sbilanciati. Ok, abbiamo fabbricato pretese qua sull'Inghilterra e le fabbricheremo in Spagna a sto punto. Quanto ci ha odiato l'Inghilterra perché abbiamo scoperto? Beh, non molto. Ok. Io direi di continuare a espanderci sulla costa. Soprattutto dovremmo arrivare nel nodo di Genova. Barcellona non sarebbe male. Vabbè, però non ci arriviamo ancora. Proviamo a prendere queste due. Cordoba. Allora. Almeria. Iniziando da Almeria. Allora, facciamo ancora qualche edificio militare nella zona qua. Per avere un buon centro di reclutamento. Va bene. Poi qua... Qua c'è già tutto. Mancherebbe uno qua. Vabbè, comunque. Va tutto di bene in meglio, insomma, in questa partita. Abbiamo preso tutto quello che serviva. Ecco, no, questo non ci voleva. Wow. Questi non fanno parte dell'impero, la Spagna è nella coalizione contro di noi, vabbè.
Allora, riprendiamoci prima di tutto il cardinale perché sennò io mi dimentico. Mm. Perché ho scelto questa, no? Dov'è la mappa dell'impero? Ecco. E questi qui non sono dentro l'impero, o sì, non si capisce. In realtà sembra di sì, che lo siano. La capitale è l'Olanda, no? Sì. Ehm... Lo Stato della Chiesa che è in guerra con l'Austria. Vabbè, quindi probabilmente hanno stato all'impero anche l'Olanda. Sì, però mi vuol fare fuori l'Utrecht, che tra l'altro è ricchissimo. Olanda, Olanda, che mi conviene, eh? Poi dovrò praticamente farti fuori quando sarò imperatore. Se lo sarò mai, perché... Ecco che non lo sono già più. Maledizione. Dovrei vassalizzare qualcuno. Brandeburgo, ciao Brandeburgo. Ma tu hai una successione disputata, ho visto bene. Da un bel po' di tempo. Mi vuoi anche parecchio bene? Sì. Hai 50 anni, eh? Mm. Queste cose mi dicono che forse dovrei fare qualcosa col Brandeburgo. Non mi accetteresti naturalmente perché è un elettore. Solo perché sei un elettore. Già. Però ai 50 anni è difficile che avrai un erede. Se io faccio matrimonio... Perché gli altri non mi vogliono? Ah, però... Sto controllando gli altri elettori, perciò... Insomma, devo trovare un modo... Ah, scomunicare. Si può scomunicare ancora? Vediamo. Sì. Ottima idea. Brandeburgo, mi sa che farei una brutta fine. Chi alleati hai? Boemia e Olanda. Ah sì, l'Olanda. L'Olanda è forte in realtà, sia la Boemia sia l'Olanda. Ahia. Mm. Allora, vediamo un po' di richiamare allora l'esercito che sta in Spagna. No, quello che sta qui se non altro. Com'è la nostra tradizione militare? Altissima, se non so, infatti. Questa flotta veneziana... No, il mercantile. Dov'è la flotta? Ecco. La Siria è diventata una monarchia si sta occidentalizzando velocemente, eh? Penso che dovremmo fare fuori gli ottomani prima che si occidentalizzino troppo. Allora, vediamo un po' come va qua. Servono comunque 4 anni. Pensavo di essere più rapido. È arrivato il diplomatico. Allora, qui controllando gli altri... Allora, potrei prendere 130 punti, sarà un po' difficile, immagino. Allora. Perché cavoli, tutti insieme per la Boemia siete adesso? Allora, io posso... Però posso arrivare fino a 100, come vedete. Poi è difficile. Di più di così. Quindi riprendere questi 150 sarebbe molto difficile. 150, non sono pochi. Io posso fare vassallo o unione più 50.
E poi basta. No, c'è il matrimonio reale forse da qualche parte? No, non c'è. Ah sì, 10, ma insignificante. E quindi poi per il resto non posso fare per le relazioni altri 150 più 140, quindi viene 200, ma rimango a meno 130. Perché vuoi così bene alla Boemia tu? No, devo proprio farli fuori, cioè non ho alternativa. Però a sto punto diventano più importanti le idee diplomatiche per avere altre relazioni. Non guai, insomma. In questo però è un'ottima idea comunque quella diplomatica. Potremmo vassalizzare anche un sacco di gente per accelerare l'espansione. Però a quel punto quando è che prenderemmo le idee di commercio non si sa. Forse mai, probabilmente, perché poi andremo a scegliere, non si sa, quelle di qualità, forse, non lo so, le difensive avevo detto. Non possiamo neanche prendere tutte, cioè, abbiamo tre idee, non possiamo prenderne tre diplomatiche, sarebbe un po' esagerato. Penso di prenderne due diplomatiche, quindi dobbiamo scegliere qual è a cui rinunciamo. Magari fatemi sapere, io chiudo qui l'episodio. Sì, bisogna decidere quali idee diplomatiche, a quali idee rinunciare, poi non so quale altra prendere sostanzialmente, se quella innovativa o difensiva magari. Probabilmente difensiva prenderò. Però, oppure prenderò tutte e tre queste, buonanotte. Boh, dovrò decidere insomma. Va bene, dai, vi saluto. Datemi il vostro parere. Ciao.